TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura nel nostro notiziario la cronaca. È fondamentale tenere alta l'attenzione sulla violenza di genere, un tema che rappresenta una vera e propria piaga sociale con numeri in crescita e molto preoccupanti. Lo dicono i dati. Nel 2023 la rete antiviolenza della Regione del Veneto, costituita da 29 centri antiviolenza, 34 sportelli e 37 case rifugio, ha avuto 7.200 contatti, di cui 3.600 con successiva presa in carico da parte delle strutture e 1.500 interventi attraverso le cure del pronto soccorso. Il lavoro continua e dal mese di marzo lanceremo una campagna di comunicazione regionale per promuovere un linguaggio univoco, con un logo che identifichi la rete e tutti i contatti di riferimento. Ho evidenziato questa mattina l'assessore alla sanità e al sociale della Regione del Veneto, Manuela Lanzarin, intervenendo al convegno Violenza di genere, riferimenti normativi, giuridici, architettura dei servizi e aspetti metodologici e operativi, in corso alla Scuola Grande San Giovanni Evangelista di Venezia. Cambiamo argomento. In più di 100 delegati e delegate di CISL Veneto, martedì 11 febbraio saranno a Roma all'Assemblea nazionale convocata per sollecitare una rapida approvazione della legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, proposta da CISL e sostenuta da 400.000 firme, che ora è in discussione alla Camera e attende appunto di essere approvata in Parlamento. Coinvolgere i lavoratori nei luoghi decisionali delle imprese, rendendoli partecipi delle scelte strategiche, non è né pericoloso né inutile, come qualcuno sostiene, spiega Massimiliano Paglini, segretario generale di CISL Veneto. Crediamo rappresenti l'ultimo treno per il Paese per alzare il livello retributivo dei lavoratori italiani, migliorare la stabilità economica, favorire la collaborazione tra lavoratori e management e rafforzare la competitività delle imprese, oltre che distribuire meglio la ricchezza prodotta. L'assessore regionale Bottaccino si è recato in mattinata a San Donà per un sopralluogo al cantiere i cui lavori sono stati consegnati questa mattina per il rinforzo delle arginature delle Piave, attualmente interessate da insufficienza idraulica. Intervento per il quale abbiamo messo a disposizione 4,4 milioni di euro, afferma Bottacin, vedrà come attività preliminari il decespugliamento della sponda del piano golenale, oltre alla realizzazione delle piste di cantiere. Una volta completata l'opera si avrà una notevole riduzione del rischio. Condizioni meteo e imprevisti permettendo, si prevede di completare l'opera entro la fine dell'anno. Nel frattempo è in corso anche la progettazione di ulteriori 2 interventi, uno in sinistra orografica a monte rispetto a quello in partenza e l'altro in destra orografica a difesa dell'abitato di Musile. Non appena conclusa la progettazione sarà assegnata all'esecuzione mediante gara di appalto. Voltiamo pagina. Grande successo ieri per il corso dal titolo L'ABC dello smartphone, organizzato dal punto digitale facile del comune di Chioggia. Si è trattato di un appuntamento formativo gratuito per approfondire l'uso dei nostri telefonini e per imparare a districarci meglio tra le innumerevoli app che abbiamo a disposizione. Circa una settantina le persone presenti ieri al padiglione annesso al Museo Civico della Laguna Sud. L'iniziativa rientra nel più ampio progetto del Punto Digitale Facile, iniziativa dedicata all'alfabetizzazione digitale dei cittadini, fortemente voluta dall'assessore alla cultura e vice sindaco di Chioggia Elena Zennaro, che ha dichiarato: invito tutti a non esitare a chiedere una consulenza, è totalmente gratuita e sarete sempre accolti con grande gentilezza e professionalità. Continuano gli incontri di formazione digitale e aumentano le persone che li apprezzano perché ne riconoscono l'utilità. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.